Ale Bertolucci, missione compiuta contro un Follonica ordinato che ha fatto il suo fino all'ultimo, ha messo anche in difficoltà per certi versi Bassano, che non ha mai perso la maniglia né il controllo, magari ecco, ha avuto l'opportunità di chiuderla la partita in diverse situazioni, davanti lo sappiamo si fatica un po', però sarebbe proprio necessario migliorare la percentuale in vista degli appuntamenti futuri e imminenti che sono sempre più gravosi. Sì, è stata una partita brutta, contratta e il Follonica ha fatto un'ottima partita, nelle condizioni che era faccio complimenti, noi non bene perché distratti, poco lucidi, poca dinamica e sono uscito dallo spogliatoio giusto dicendo queste cose qui, che la partita di giovedì sì, può aver intaccato un pochino, però non da tenere questi ritmi alti qui, ci è mancato il cambio di passo, difficilmente si prendeva la superiorità, è stata una partita brutta, però l'abbiamo portata a casa, abbiamo preso 3 punti, ci dà la possibilità insomma di restare in vetta alla classifica e ora questa settimana qui preparare la Final Four. Appunto, di allungare anche sul Viareggio al terzo posto, bisogna guardare anche questo perché non dimentichiamo mai che l'obiettivo iniziale della squadra, del club, era quello di arrivare secondo se possibile in regular season e poi giocarsi un po' le proprie carte playoff. Adesso la squadra è piacevolmente prima, si prova a far durare il più possibile questo momento. L'hai detto tu, adesso c'è una Coppa Italia, c'è un Viareggio che non sarà quello di stasera, sarà agguerritissimo, ha fatto già uno scherzo a Bassano in campionato, a Trissino va che non ha nulla da perdere, la condizione migliore, e lì Bassano dovrà avere la testa giusta e si spera di avere anche scucato, non è semplice. Ora vediamo Andrea questi giorni qui come recupera, ma sono preoccupato nel senso non tanto di quella perso, quella vinto, abbiamo preso punti di vantaggio, sono più preoccupato nell'atteggiamento, nell'avere la solidità che spesso facciamo vedere, ma altre volte in questi tipi di partite qui mostriamo delle debolezze, no? Devo capire se è legato a un aspetto mentale, se non è legato a un aspetto tecnico, insomma da capire bene questa cosa qua. È chiaro che le partite come quella di giovedì o come quella che sarà sabato ci sarà grande concentrazione, quindi aumentano gli stimoli, aumenta l'attenzione, però queste partite qui vanno giocate come tutte quelle altre e poi dopo piano piano ogni partita che manca meno si può cominciare a fare dei calcoli, ma in questo momento qui non è ancora il momento di fare dei calcoli, noi dobbiamo guardare per noi e cercare di migliorare soprattutto l'aspetto quello della cattiveria di finalizzazione. Ora, sabato sarà una partita complicata col Viareggio che sta facendo una grandissima stagione, è una squadra insomma formata da un grande portiere e da 3 giocatori che 2 anni fa l'aveva a Forte, che sono campioni d'Italia. Quelli che sono lì comunque sono giocatori di grande rispetto, quindi sappiamo che è una partita difficile, dobbiamo arrivare lì preparati, pronti per questa battaglia qua. L'hai detto bene, al volissimo deve esserci sicuramente motivazione, spinta, carica, stimoli, ma non pressione, non la pressione che ti manda fuori giri, se no veramente si è punta a capo. No, la pressione ci deve essere, ma deve essere gestita, via. Siamo lì a 50 e 50, a 50 noi, 50 al Viareggio, in una pista diciamo così non consona per noi né per loro, perché giochiamo tutte e due sul parquet, si fa giocare sul marmo, quindi è tutto 50%. Andare lì concentrati, divertirsi e onorare insomma una competizione così importante.